più di un digestore e l'obbligo poi di stoccaggio dei digestati 120 giorni, se continua a fermentare e produrre metano vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Ma comunque rispetto alle diffide che sono fatte sui COT, noi ci riferiamo a quanto previsto dal testo unico ambientale e dalle direttive europee sulla tutela della qualità dell'aria e quindi sui parametri che devono essere utilizzati per verificare l'efficienza delle combustioni. No? Tra i parametri che devono essere verificati, tutte le normative indicano questi composti organici totali. Dal momento che il testo unico ambientale non ha specificato che la componente metano debba essere misurata a parte, le sentenze amministrative che ci sono state hanno tutte interpretato che essendo il metano fuori di ogni dubbio una componente organica in quanto è una molecola con carbonio, il legislatore aveva inteso applicare anche a questa componente il limite di emissione. Nelle sentenze amministrative e anche nelle diffide che abbiamo fatto si è anche posto in evidenza una cosa, che il metodo di analisi che deve essere utilizzato per verificare questi composti organici totali è il FID, Flame Ionization Detection, che non è in grado di scorporare la componente metallifera. Quindi se un legislatore ha parlato di composti organici totali e quel totale rafforza il fatto che tutti i composti, se non lo avesse fatto, avrebbe specificato il metano lo consideriamo a parte. In più il testo unico ambientale specifica il metodo d'analisi per verificare questo parametro e questo metodo non è in grado di separare metano da formaldeide, da acido percuri policiclici aromatici. Allora noi, come del resto hanno fatto il TAR del Piemonte e il Consiglio di Stato che ha dato ragione al TAR del Piemonte, che ha dato ragione alla provincia di Vercelli, che ha chiuso un impianto a biogas in provincia di Vercelli perché cedeva il valore dei COT, noi su questa scia continuiamo. Va detto che c'è, anche se le direttive europee hanno immediata validità e applicatività, anche se c'è voluto il testo unico ambientale, le regioni su questa cosa specifica si sono comportate in modo un po' diverso. Allora, due regioni più attente a tutelare gli interessi dei biogassisti hanno, in un caso addirittura con una legge, la regione Emilia-Romagna, in un caso con delibera della giunta regionale Lombardia, hanno capito che quello era un punto delicato e hanno detto che la componente metano andava scorporata. Il problema è che quello che noi sottolineiamo è che queste norme regionali non hanno la forza di andare sopra il testo unico ambientale, la direttiva europea, eccetera, eccetera. Il Veneto, da un certo punto di vista, la cosa è agevolata perché la regione Veneto non si è pure preoccupata di mettere quella foglia di fico dello scorporo della componente meccanica, quindi è più immediata la cosa. Il coordinamento della Lombardia ha già presentato una diffida contro la regione Lombardia, contro l'Aula delle province su questo punto, diffidando chiedendo di eseguire i controlli. Questa diffida però avrà sicuramente più effetto, vi dico un po' la strada fatta, perché viene anche mandata ai sindaci e su cosa puntiamo sul fatto che alcuni sindaci stanno dalla nostra parte e quindi
di fronte a una diffida che loro ricevono, mentre altri sindaci magari terranno nel cassetto in attesa di tanto prima che ci arrivi una seconda diffida che diventi una denuncia campo a cavallo. Invece i sindaci che stanno dalla nostra parte, quando hanno in mano questa diffida che gli dice ci sono sentenze amministrative, c'è un'interpretazione abbastanza univoca che dice che questi costi vanno controllati e soprattutto dice che questi impianti sono tecnologicamente tutti uguali, come del resto sostiene la famosa di fatto diffida o comunque informativa di reato che la ditta Viridis ha mandato, l'abbiamo scoperto grazie alla provincia di Padova, forse Mauro ve l'ha già spiegato, grazie alla diffida fatta alla provincia, anche se in effetti è la regione Veneto che è responsabile delle autorizzazioni. Comunque la provincia di Padova, avendo in mano questa patata bollente e sulla base di una precisa richiesta di accesso al reato fatta dal comitato, temendo giustamente di essere poi messa sotto accusa per violazione delle normative sull'accesso agli atti eccetera, ha consegnato al comitato anche quel documento con il quale questa ditta, che direttamente o indirettamente controlla la maggior parte dei biogas delle Marche, ha mandato a tutte le province d'Italia, a tutte le ASL d'Italia, a tutte le ARPA d'Italia, nella quale informativa di reato appunto la ditta di Enis sosteneva, poi vai bene, magari faccio senza che si sente meglio, mi sforzo un po'. Allora, sembra meglio forse. La ditta Viridis che cosa sosteneva in questo articolata sua segnalazione? Che era stata mandata per conoscenza, notare la sottigliezza, a tutti quegli enti che dicevamo, le province, le ARPA, le ASL, era mandata per competenza, invece alle procure della Repubblica di tutta Italia, dove ci sono centrali biogas, era mandato per conoscenza, ma dicendo chiaramente nella prima guardate che questa è un'informativa di reato. Oltre a richiamare funziona o non funziona? Funziona, benissimo. Troppo? Può provare questo, magari passa un po'. Va bene, meglio no? Mi sembra. Questa ditta di sostanzialmente cosa diceva? Diceva o tutti o nessuno. Se la procura di Ancona mi sequestra le centrali perché fatta la verifica dell'ARPA io supero i COT, tutte le centrali biogas in Italia devono subire la stessa sorte. Per quale motivo? I motori delle centrali sono tutti, se non della stessa ditta Genback, comunque molto simili, e quindi dal punto di vista dell'efficienza delle combustioni, dei residui di combustione, di produzione di idrocarburi incombusti, formaldehide e metano non combusto, siamo tutti nella stessa barca. Quindi questa è stata una forma di pressione su chi? Sul governo centrale, per dire che cosa? Caro governo, adesso tu devi risolvere questa faccenda, posto che la possa risolvere anche il governo, visto che c'è direttive europee, testi unici, non è facilissimo neanche per il governo. Comunque lo scopo di questa ditta era dire o tutti o nessuno, e appunto segnalava le sentenze del TAR, le interpretazioni eccetera eccetera. Quindi riassumendo sui COP, in alcune regioni hanno tentato di fare i furbi e con delle norme regionali di dire che il metano non va contato, ma voi in Veneto non avete neanche questo problema. Noi comunque, diffidando la regione, stiamo dicendo che la sua delibera regionale non ha forza e quindi stiamo diffidando ARPA comuni da fare i controlli. Noi ci auguriamo che se non altro sulla pressione dei sindaci nostri amici questi controlli prima o poi l'ARPA li debba fare,
e quindi scoppia il bullone. Premetto che l'ARPA in questi anni, sulla base del fatto che essendo centrali piccole, loro le chiamano a emissioni trascurabili, dice l'ARPA, anche quelle da un mega, per loro sono emissioni trascurabili, quindi vanno benissimo gli autocontrolli e noi non dobbiamo fare niente. Però c'è da dire che anche l'Alta Lombardia, come credo in altre situazioni, in situazioni calde dove c'era l'ASL che magari poneva qualche problema, i comuni che ponevano qualche problema, l'Alta Lombardia qualche centrale l'ha controllata. Non è stato detto in giro, però sono atti grazie all'interrogazione in regione, ma noi eravamo già riusciti ad avere, c'è una relazione dell'Alta Lombardia che dice abbiamo controllato qualche centrale, credo non più di una decina, su 400 in Lombardia, e loro stessi hanno dovuto ammettere che su questi pochissimi casi, però nella buona parte di questi casi, o l'ossido di carbonio o gli ossidi d'azoto sforano, quindi loro per loro andavano bene, perché per l'Alta Lombardia il metano deve essere scorporato, quindi nel limite di 150 mg norma metro cubo, i pochi che hanno controllato ci stavano. Ovviamente se si va a considerare insieme il metano si schizza a 400, 500 e anche più, e quindi questa è la situazione per quanto riguarda i COF. Allora noi voi forse siamo d'accordo con la Cristina Mazzelli, sì, che praticamente adesso lo faranno in Lombardia, ci sentiremo dopo Pasqua e prepareremo anche noi una diffida per il Veneto sulla falsariga della diffida della Lombardia. Con questo meccanismo di mandare anche ai comuni, a tutti, col vantaggio vostro che ci dà una mano lei a farla. Dopo per il discorso potremo fare una seconda diffida sulla base del ricorso al TAR per la valutazione di impatto ambientale, questa sarebbe una diffida generale alla Regione, e sulla base della sentenza del TAR di Scorzè. Quella tenendo come punto di ancoraggio questa, e tiene conto anche della direttiva di ADUS sulla trasparenza. Allora, ad esempio, noi abbiamo un caso che è, e qui c'è un comitato che è il comitato di Castagnaro, dove vogliono fare Castagnaro, parliamo del basso veronese, dove vogliono fare un grosso impianto biomasse dell'ordine di 3,5 MW a Pollina, c'è dentro la GSM di Verona e dentro anche sicuramente in forma trasversale dentro la Mangini veronesi, e praticamente qui ad esempio c'è il caso, ci si potrebbe appellare alla ricorso di Scorzè, perché anche qui non è stato fatto niente per coinvolgere la popolazione, per coinvolgere il comunità. Quindi è possibile in qualche modo anche lì intervenire in questo modo. Quindi queste diffide sono fondamentali, il motivo di questa riunione era questo. Sì. Ecco, come noi, quando il coordinamento ha cominciato a funzionare tra regioni, abbiamo capito che bisognava puntare su diverse strade e andare a verificare tramite sentenze eccetera dove fosse il punto debole. Fortunatamente per noi cosa è successo? Che il grande boom del biogas, come vi ricordate, è avvenuto nel 2011-2012. Diciamo che in quella fase il malefico decreto legislativo 387 del 2003 è stata la premessa, però è stato negli anni successivi che le regioni hanno fatto delle norme che spianavano la strada. In questa ansia di facilitare questo boom, perché dietro c'erano interessi dei costruttori eccetera, probabilmente sono stati un po' sprecati, hanno fatto qualche leggerezza dal punto di vista normativo. Adesso a posteriori possiamo andare a far leva su questi punti deboli e quindi abbiamo almeno 3 fronti aperti. Noto anche una cosa, forse anche indice di una certa situazione politica che si è un po' evoluta.
negli ultimi mesi sono venute fuori delle sentenze piuttosto belle, mentre fino ad ora diciamo, i TAR davano un colpo al cerchio, un colpo alla botte. La sentenza del Consiglio di Stato sui COT è stata molto importante, quella di Scorzè diciamo, è fantastica perché ci dà 2 punti, la VIA e ARES, ma abbiamo avuto anche altre sentenze per i vari TAR. Vi segnalo quella del Consiglio di Stato che ha dato torto al TAR della Toscana sulla questione del risarcimento danni che i biogassisti chiedevano alla provincia di Grosseto e al comune di Carvaggio, che si erano opposti a una centrale biogas. E lì la sentenza è bellissima perché mentre il TAR Toscana aveva accolto la tesi che il comune e la provincia erano stati istigati dai comitati e avevano agito a danno di un legittimo interesse privato, il Consiglio di Stato ha ribaltato completamente e ha detto il comune e la provincia hanno esercitato il loro diritto dovere di tutelare la salute del territorio di fronte a un impianto che aveva degli impatti palesi. Quindi quella è una bella sentenza. Ce n'è stata anche un'altra bella del TAR della Toscana, che lo stesso TAR, adesso che non mi viene in mente, ma comunque per dire insomma, finalmente abbiamo tutta una serie di sentenze che cominciano a essere su certi punti abbastanza chiare e a nostro favore. C'è anche la questione delle aflatossine, sulla quale per ora a meno che l'anno prossimo le regioni decidano di fare ancora quella sciagurata. Ad esempio Castagnaro ha il problema delle aflatossine, spiega velocissimamente cosa sono le aflatossine. Allora, è un problema che aveva messo nel 2012. C'era stata un'annata particolarmente negativa per il mais, colpito da siccità, sia la troppa umidità che la siccità possono portare stress, quindi i patogeni, i funghi patogeni colonizzano la pianta e in determinate condizioni, durante la fase di conservazione e di raccolta, questi funghi patogeni a loro volta stressati producono le micotossine. Le micotossine, in questo caso le aflatossine, poi ce n'è una anche che va nel latte ma è trasformata nel fegato della mucca. Queste aflatossine sono potenti cancerogene, quindi ci sono da tempo limiti ben precisi. Nel 2012, siccome c'erano state 300.000 tonnellate, se ne ricordo, a memoria, comunque insomma una discreta quota del raccolto dell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia era aflatossinata, come si dice ormai in codice, quindi non poteva essere utilizzata assolutamente per uso alimentare umano ma anche animale, perché abbiamo visto, se tu dai da mangiare alla mucca con sopra il limite non è che passa nel latte, comunque la mucca butta fuori la aflatossina M che è ugualmente cancerogena. Quindi hanno escogitato questo sistema di hanno fatto un accordo tra le regioni, non si capisce bene su quale presupposto giuridico, individuando una serie di punti di raccolta e una serie di impianti di biogas che potevano utilizzare questa cosa. Su questa cosa noi abbiamo fatto come coordinamento Lombardia degli esposti su tutte le procure d'Italia dove nel territorio c'era un impianto a biogas che era dentro quell'elenco che poteva usarlo. Quindi da questo punto di vista dobbiamo solo aspettare. Finora vi dico subito che si era un po' mossa, guarda caso sempre la solita procura delle Marche, chissà perché sono sempre quelli che sono più attivi o gli altri. Con questa procura delle Marche e proprio tramite i carabinieri, gruppo investigativo, hanno fatto delle domande all'avvocato Mandelli del coordinamento Lombardia su questa esposto. Per il resto tutto tace,
però diciamo ce l'hanno tutte le procure dove ci sono impianti biogas. Se qualcosa si dovesse muovere, allora si potranno fare degli interventi, però finché adesso la palla ce la rimangono le procure. Cioè, il problema è che se anche bruciano, forse passano queste aflatossine praticamente. Cioè, perché il problema è... No, il problema è solo per il biogas. Il biogas. Nell'accordo riguarda il biogas, non altre cose, perché il triciato è troppo umido per essere usato, quindi nessuno brucia il triciato, fortunatamente. Ma ad esempio se lo facessero sulla pollina possono essere presenti? bruciano, Sì. commischiano qualcosa di molto No, raccolgono proprio il mais super secco. e Lo devono lasciare maturare molto di più, però. Vanno dentro sui biogas. Lievito, Sui biogas vanno. no, stiamo parlando di combustione. No, dico no. la pollina. Nella combustione di solito usano il soldo, Nella pollina. usano il soldo, ma sì, ma non canceroso. Il problema era sul mais. perché è sprecato. Io sto parlando, ma ad esempio sulla pollina passano le aflatossine sulla pollina, può esserci un problema anche per gli impianti, non solo il biogas. Allora, La flatosina sta sul Mais, mais. Ma la gallina che mangia il mais, non no? può essere usato nell'alimentazione. Della gallina, no? Del pollo, no? No, il mais con aflatossine non può essere utilizzato nell'alimentazione animale. perché nella carne dovrebbe È essere vero che sì. nel 2012 lo sanno benissimo gli allevatori che da sottopagare il mais dicendo che appunto in terapia di aflatossine il mais non poteva essere utilizzato. Comunque diciamo, dopo il 2012 non ci sono stati più questi Sono no, domande sulle aflatossine, questi funghi prodotti Sì. che vengono digeriti dall'impianto di biogas, poi rimangono. ecco, allora vediamo il punto. Su cosa si basa la nostra diffida, infatti, no? Perché allora noi ci siamo basati sul fatto che comunque voi non dovete farla perché quella lì ha valore nazionale. Noi ci siamo basati sul fatto che la presenza di triciato o materiale stoccato nell'azienda, nell'impianto con aflatossine e lo spargimento del digestato nei campi, e allora c'è stata una grande battaglia su quanto il biogas distrugge le aflatossine. Vari dati comunque diciamo mai hanno detto le distrugge il 50%, il 60%, il 70%, diciamo nessuno ha osato dire che vengono tutte distrutte, diciamo metà restano e quelle che restano nel gestato e vanno sui campi. Allora uno può dire ma la quantità, poi lentamente sul campo c'è una degradazione, però nel tempo. Allora in teoria se io spargo in teoria, ma anche in pratica, se io spargo di gestato su un campo dove faccio poi del foraggio, quella aflatossina che non si è ancora degradata, che è lì nella superficie del terreno, nella raccolta del foraggio, o peggio ancora se fosse un alimento destinazione umana, viene a contaminare il prodotto che viene raccolto. Quando si tira sul foraggio un po' di terra finisce nelle mangiatoie e infatti quello è il pericolo dei clostridi e di altri patogeni. C'è anche il famoso butorino, no? C'è la questione del butorino perché ci tornerò dopo. Comunque no, vi dico che loro hanno sempre negato il butorino, è una leggenda metropolitana. L'hanno fatto dire a un personaggio non del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità. I biogassisti hanno fatto parlare un personaggio a convegni e sul Biogas Channel, un certo personaggio, adesso mi ricordo il nome, presentato come grande esperto, eccetera. Intanto questo qui è un biologo tecnico di laboratorio, non è né medico né professore di chimica eccetera. E questo qui dell'Istituto Superiore di Sanità
che guarda caso è andato a fare i film per i biogassisti, ha appunto parlato di leggenda metropolitana, però come forse sapete quest'anno è uscita una pubblicazione facoltà di veterinaria di Lipsia fatta su 300 centrali a biogas in Germania e hanno trovato anche il botulino oltre ad altri patogeni che producono tossine. Sono tre patogeni con produzione di tossine presenti nei digestati, non il 100% delle campioni, però su una quota. Quindi quando dicono è una leggenda il botulino, ti spiace, nessuno potrà dimostrare che le mucche morte a Limena sono morte per causa del biogas. A Trebaseleghe, sì. Limena c'è il PCV, un'altra della cosa, no? Sì. No, un impianto adesso, un impianto di 3,3 megawatt a bollina che voglio insegnare, e poi per i sottigli, quelli al spazio. La bruciano o lo fanno biogas? La bruciano. Sì, perché il biogas sulla bollina funziona male, no? Hanno tentato in Romagna, dove sono straordini di polli peggio, a Forlì hanno ancora più polli di Amadore rispetto al Veneto di Veronesi, e allora hanno cercato di inventare anche il biogas a pollina. Allora, però la pollina è troppo ricca di azoto e avvelena gli stessi microbi che fanno il biogas, sono avvelenati da questo carico di azoto. Allora devono fare un impianto a monte di abbattimento dei nitrati, quindi alta energia che consuma un casino. Comunque sulla pollina che brucia, se voi guardate i dati delle emissioni, è molto peggio della legna. Quindi già la legna sappiamo che sono migliaia di composti chimici, chi ha sentito il professor Tamino sa bene che purtroppo c'è ancora gente che troviamo e dice ma la legna è naturale, si è sempre fatta. Sì, ma l'hanno fatto quando c'erano molte meno persone nel mondo, da noi eccetera, e bruciavano per poco che gli serviva per scaldarsi, perché quando la legna bisogna andare nel bosco, tagliare la pianta a mano, portarsela a casa su spalla o con l'asinello, non è che le stufe le alimentavano a go per avere 23 gradi come oggi, usavano 4 giochi di legna, per il resto andavano in stalla a scaldarsi, quindi c'è sempre usato. Sì, ma quanta ne bruciavano? Anche perché, vi dico, oggi noi vediamo la montagna piena di boschi, no? E i verdi tutti contenti, però i boschi, allora, ci deve essere un equilibrio tra i boschi, i prati, i pascoli, eccetera, però se noi andiamo indietro di 100 anni fa, ci sono certe zone, soprattutto delle prealpi, dove non vedete una pianta, quindi la legna era perché era più importante fare pascolo e vicino ai paesi fare cereali, quindi la gente doveva mangiare con quello che aveva, scaldarsi con quello che aveva e quindi non sprecava niente, e quindi questo grande inquinamento di legna non esisteva. È esistito solo in un certo periodo prima dell'uso del carbone, quando le poche industrie che c'erano allora a fine 700 inizio 800, vetrerie, ceramica eccetera, ovviamente l'energia industriale allora era la legna, allora hanno tagliato tutti i boschi che c'erano, però ecco, dopo c'è stato il periodo del carbone che ha inquinato molto eccetera eccetera, ma l'idea che la legna non inquini è proprio perché è naturale, non vuol dire niente, ecco. Quindi la pollina è peggio della legna? La pollina è peggio, dalle nasi. I biogas che fanno andare il digestore con il mais barato hanno un'autorizzazione particolare? Sì, no. C'è una lista? È stata un'autorizzazione ad hoc che è stata rilasciata solo nel 2013 e poi l'hanno usato la campagna di quella con molta aflatossina nel 2012, nel 2013 hanno usato sto